Conquistata la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia, il Santa Venerina scende in campo per la terza volta in 7 giorni per affrontare tra le mura amiche il Valdinisi, anch'esso reduce da un eccellente via di stagione con 3 vittorie in 3 partite tra Coppa e Campionato. Mister Calvaruso rimescola le carte dopo il mini turnover attuato mercoledì e nel suo 4-3 dà spazio tra i pali a Maniscalco. Gulli e Spampinato centrali difensivi, Lopez a destra e Zanella alla prima titolarità in campionato a sinistra. A centrocampo indisponibile Biondi, Basile playmaker davanti alla difesa con Fabrizio e Daniele Scapellato ai suoi lati. Davanti tornano Carbonaro e De Leonardis ad affiancare Sinatra. Primo possesso della partita degli ospiti, riposo, cerca Palmieri, anticipato da Zanella, poi Carbonaro, si gira, la dà Sinatra. Sinatra in verticale per De Leonardis, posizione regolare di De Leonardis, si presenta in area De Leonardis, la conclusione, respinge Martinez. Corner per i padroni di casa, lo batte Basile, corto verso Sinatra. Sinatra l'1 contro 1, riesce a crossare, dentro per Spampinato, un'acrobazia fermata da Martinez. Prosegue il grande avvio del Santa Venerina, Daniele Scapellato per Fabrizio Scapellato, pressato da 2 giocatori. La palla passa, la recupera Daniele Scapellato verso Sinatra, in verticale per la corsa di Lopez, a duello con Ginagò. Lopez lo salta con un tunnel, Lopez entra in aria, la mette per Carbonaro, anticipato da Riposo. Il pallone si impenna, lo colpisce Robles, di prima intenzione Sinatra che centra Carbonaro. Daniele Scapellato imposta lui, poi alza la testa, lancia in profondità, nella zona di Spampinato che corre sulla destra. Spampinato la mette e bassa all'indietro per De Leonardis, e De Leonardis la conclusione, strozzata e parata da Martinez. Sempre solo Santa Venerina in questi primi 20 minuti. Spampinato va in profondità a cercare Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro brucia sul tempo Robles, Carbonaro si allunga troppo la sfera, non riesce a calciare. Valdinisi che prova ad alleggerire la pressione, punizione di Palmieri, esce Maniscalco non bene, poi testa di Robles che non inquadra la porta. Lopez va alla rimessa lunga verso Carbonaro, la torre, poi Robles rischia con questo retropassaggio di testa. De Leonardis ruba il tempo a Ginagò, l'assist per Carbonaro, Carbonaro il sinistro, la palla accarezza il palo e va sul fondo. 37esimo, Sinatra dalla bandierina, batte corto per Fabrizio Scapellato al limite, Scapellato al giro, sotto l'incrocio, Fabrizio Scapellato, una pennellata d'autore, imparabile per Martinez, si sblocca il punteggio il Vincenzo Grasso. Reazione di nervi immediata degli ospiti, da Silva per Aranda, vede il movimento di Tomasello e lo serve, Tomasello, serpentina all'interno dell'area, Tomasello ancora, Tomasello il tiro, sbaglia sul più bello. Prime battute della ripresa, rimessa lunga di Riposo, lotta tra Gartey e Spampinato, poi Lopez spara via. La palla finisce all'interno dell'area, Robles si distrae, lo sorprende Sinatra, Sinatra l'assist per Nino Carbonaro che non può sbagliare, l'altruismo di Salvo Sinatra permette a Nino Carbonaro di raddoppiare. Messinesi colpiti a freddo d'inizio secondo tempo e che cercano di scuotersi. Ginagò scambio con Palmieri, traversone sul secondo palo per Robles che colpisce la traversa, la palla finisce a Palmieri che spreca malamente. Tornano a farsi vedere in attacco i padroni di casa, sponderi De Leonardis per l'inserimento di Lopez. Lopez allarga a sinistra per Sinatra che può andare all'1 contro 1. Sinatra salta l'avversario, Sinatra con la punta, fermato dall'uscita di Martinez. Riposo, cerca l'imbucata, devia De Leonardis, colpo di testa di Lopez, raccoglie Raspaolo. Raspaolo la conclusione, si fa trovare pronto Maniscalco. Primo cambio per mister Calvaruso, fuori De Leonardis, dentro Paradiso. Carbonaro difende palla spalla alla porta, la dà a Basile. Sinatra di prima per Fabrizio Scapellato che può avanzare, vede l'inserimento di Zanella, lo serve sulla corsa, Zanella la mette e basta per Sinatra il controllo, Sinatra la conclusione, palo esterno. Seconda sostituzione per il rosso giallo blu, fuori Basile, dentro Calì. Ospiti che provano a riaprire i conti, Aranda allarga a sinistra per Tomasello, punta Lopez, finta e controfinta, resiste una carica, ancora Tomasello, la conclusione, immobile Maniscalco, palla di un soffio fuori. Ancora cambi per mister Calvaruso che attinge dalla sua panchina, debutto stagionale per Salvo Cunzolo al posto di Lopez e dentro anche Vittoria al posto di Fabrizio Scapellato. Minuto 88, Cunzolo scambia con Daniele Scapellato, poi alza la sfera verso Sinatra che la addomestica per Carbonaro. Carbonaro l'allarga verso Vittorio, il cross per Paradiso che non riesce a colpire, poi Gulli, la palla si impenna, Robles di testa, Carbonaro al volo! Nino Carbonaro chiude i conti! 3-0, terza doppietta consecutiva tra Coppa e Campionato per il Bomber in maglia numero 7. La squadra di Frazzica cerca almeno il gol della bandiera nel finale. Rizzo
In buca per l'inserimento di Raspaolo, al centro per Gentile, tocca Cunzolo, ancora Gentile, salva Spampinato e poi maniscalco in 2 tempi. Un'altra ottima prestazione, un'altra vittoria, la seconda consecutiva nel torneo, stavolta al cospetto di un avversario fin qui imbattuto come il Valdinisi. Il Santa Venerina convince in questo suo debutto casalingo in campionato, pieno di note positive fra cui spicca la prima porta inviolata della stagione. La strada tracciata è quella giusta, fatta sicuramente di picchi, ma anche di cose migliorabili, vedi la concretezza nei primi minuti di gioco recentemente ben approcciati. Sabato prossimo anticipo contro la Cibonaccorsi, squadra giovane, pericolosa e reduce da una vittoria e una sconfitta.